Euroregione News. La guerra delle UTI. L'ultima battaglia vede la regione Friuli Venezia Giulia intenzionata a prorogare di ulteriori 4 mesi l'entrata in vigore della riforma. L'altro aspetto incomprensibile è per quale motivo hanno voluto dividere i comuni appartenenti all'area del Medio Friuli in UTI diverse. Nel tentativo di comprendere qualcosa mi sono rivolto al vicepresidente della regione Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello. Rispetto alle UTI, rispetto a un ragionamento sul Medio Friuli, sicuramente possono esserci delle problematiche. Poi io ricordo a tutti che le UTI hanno uno strumento incredibile, che è quello del coordinamento fra UTI, che spero che sia molto usato. L'ho detto ai miei amici pordenonesi: guardate che qui è vero che ci sono 5 UTI, però avete questo strumento, potete mettervi assieme, potete avere su territori contermini. Penso per esempio all'UTI del Sacilese con quella del Pordenonese, e qui è la stessa cosa. Nel Medio Friuli, anche se separati alcuni comuni su UTI diverse, c'è questo strumento che secondo me sarà quello più importante, perché il primo passaggio è questo della UTI, ma il secondo passaggio per forza di cose sarà sui servizi condivisi fra più UTI, che poi porterà quindi a un insieme importante di servizi ai cittadini e quindi di costi in meno rispetto alla struttura complessiva. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.